Con Melo Ennesima Zar è arrivato anche un video post-atomico e post-terrorista, ambientato chissà dove, ma con tanti giapponesi che sbucano da tutte le parti. Ve lo presentiamo in anteprima. Per chi avesse un improvviso vuoto di memoria vi ricordiamo che Mattia Bazzar sono 5, Antonella, Aldo, Carlo, Sergio e Giancarlo. Hanno un'età media di 35 anni e sono in attività dal lontano 1975. Non si direbbe, vero? Come si sentono i Mattia Bazzar versione 1987? Ci sentiamo come dei novellini, sì, belli freschi e riposati, nel senso che abbiamo molta energia. L'esperienza fatta da 10 anni a questa parte ci ha solamente caricati e non stancati, penso che questo sia un punto o più punti a nostro favore. Abbiamo voglia di fare ancora moltissimo, speriamo di riuscirci. Ci avete abituati a diversi cambiamenti di musica e immagini. Quali sono le ultime novità? Non lo so, perché noi siamo piuttosto particolari, nel senso che lavoriamo sempre costantemente separati, tra l'altro. Dopodiché ogni tanto ci vediamo e mettiamo a fuoco le varie idee e da lì poi nasce l'ideologia che accompagna poi i lavori che seguiranno. Per cui al momento, posso dirti nulla di preciso. Come mai un video così post-terrorista? Post-terrorista? Probabilmente stiamo vivendo ancora in un clima di tensioni di un certo tipo e anche i nostri testi denotano una certa sensibilità verso questo tipo di argomento. Volevamo essere solari, forse non ci siamo ancora del tutto riusciti perché c'è ben poco di solare intorno a noi, forse con i prossimi album ci riusciremo e i prossimi video. Siete d'accordo con gli Schiantos quando dicono in Italia non c'è gusto ad essere intelligenti? No. Non lo so. No, sicuramente generalmente quelli veramente intelligenti non dicono mai di essere intelligenti. Per cui io penso che in Italia ci sia gusto essere sia un po' intelligenti sia un po' scemi. Per quelli molto intelligenti consiglio la Svezia dove una volta all'anno danno il premio appunto agli intelligenti. Vi sentite ancora sperimentali o pensate di aver già provato tutto? No, abbiamo provato ancora poco, nel senso che tutto quello che abbiamo fatto è qualcosa che ci serve al momento ma che subito viene tralasciato per pensare a qualcos'altro. Penso che siamo delle anime, come dire, inquiete, sicuramente così. Vi tenta più la dance music o la canzonetta radiofonica? Penso che non siamo interessati né dall'uno né dall'altro, in quanto la dance music è una cosa che non ci interessa proprio per questioni così di primis di interesse, in seconda battuta proprio a livello musicale, come struttura di canzoni. La musica radiofonica, non lo so, è una cosa che propongono i disgiochi radiofonici, quindi dovrebbe essere un discorso di promozione radiofonica. Quindi non è che noi facciamo le canzoni in funzione di un passaggio radiofonico, facciamo le canzoni che ci piacciono, se poi questo piacere nostro corrisponde al pubblico, probabilmente vengono passati in radio e viene fuori un successo, un piacere di massa. In quale paese vi piacerebbe vivere? In Giappone forse? Penso proprio di no, perché sono assolutamente, o quasi, assolutamente alienati in mezzo al loro cemento e alla loro idea di super lavoro. Dicono che gli italiani siano superficiali e pazzi, ma su questo punto penso che anche noi nei loro confronti avremo qualcosa da dire, proprio perché ci siamo resi conto, vivendo in quel paese che tra l'altro è molto bello, che così hanno dei ritmi non umani e noi non ci sentiamo assolutamente dei robot. C'è
musicista, un cantante o un autore per il quale provate un'invidia folle? Invidia è una parola forse un po' al di fuori del nostro vocabolario usuale, però ci sono dei cantanti, degli autori che ammiriamo immensamente. Potrei citare Thelonious Monk, Miles Davis, Peter Gabriel e forse in ultima analisi un cantante italiano, Lucio Battisti.